Tre banditi napoletani arrestati, il basista ai domiciliari ed un quinto malvivente ancora libero. Dopo mesi di lavoro i carabinieri del reparto investigativo del capitano Nicola Darida hanno finalmente sgominato la banda che la sera dello scorso 8 novembre aveva rapinato la gioielleria Toffolatti di Pieve di Soligo e ferito con un colpo di pistola il figlio del titolare, Pierpaolo Toffolatti. Sono stati catturati in due sobborghi di Napoli, Giuliano e Melito, e si trovano tutti in carcere a Campobasso tre dei quattro banditi che entrarono in azione. Il capo della banda, Francesco Sarracino, 34 anni, è già arrestato nel 2007 per una tentata rapina ai danni dell'ufficio postale di Caerano. Il nipote Giuseppe Daniello, 20 anni, e Giuseppe Mele, 32 anni. È stato proprio Mele durante la rapina a sparare a Pierpaolo Toffolatti, temendo forse una sua reazione. Poi i banditi si dileguarono con un bottino di 130.000 euro, abbandonando sul posto uno dei borsoni colmi di gioielli. Per tutti l'accusa è di rapina e tentato omicidio.